Buonasera, buonasera. E allora siamo tornati, ho dovuto per una settimana non esserci, ma siamo di nuovo qua in diretta e vedo che di settimana in settimana lo studio continua, cioè, a prendere le sembianze pre-pandemie. Insomma, come si direbbe nelle partite di calcio, non c'è un posto libero, è pieno, quindi ogni posto è occupato. Abbiamo molte cose da raccontarvi, questa è una puntata tipicamente natalizia e guardate il futuro, anche se è già un po' il presente, ma questi sono i ragazzi del coro, voglio partire da loro. Dov'è un microfono? C'è un ragazzino che mi fa delle espressioni, io voglio sapere come si chiama. Datemi un microfono, grazie carissimo Alpino Dignano. Dignano? Come stai? Bah, tale e quale a quelli che stanno bene, diciamo, dai. Ho capito. Mi presenti tu questo gruppo? Voi siete il coro? Dei Pueri Cantores di Udine. Diretto da? Anna Maria Dell'Oste. Che è qui, è tra noi. Sì. E poi c'è un uomo al piano che si chiama? Andrea Toffolini. Che tu conosci bene? Beh, sì. Sì. Ma senti, è più severa la maestra o l'uomo che accompagna? Beh, insomma, sono tutti e due abbastanza perché... È giusto che sia così? Sì, Volevi diciamo dire questo? così. Sì, sì, sei in una posizione un po' complicata e quindi ho capito. Quindi vuoi mandare un bacio alla Dell'Oste? Così ce l'ha... Perfetto. Questo è un grande momento di televisione. Maestra Dell'Oste, vieni cara. Ti facciamo anche un applauso. Allora, ho scherzato perché io con i piccoli mi trovo molto a mio agio. Allora, intanto hai una grande responsabilità perché tenerli assieme, formarli, e voi avete anche uno scopo educativo. Esatto. No, ma loro sono anche molto bravi, devo dire. Io dico sempre, vengono da delle brave famiglie, perché sono ragazzini veramente educati. Abbiamo fatto tanti viaggi insieme e non ho mai avuto problemi con loro, sempre attenti e quindi devo dire che sono fortunata da questo punto di vista. Io sono severa, però insomma anche bastone e carota, diciamo, no? Tu hai Quindi... anche un cognome importante. Ah sì? Eh sì, Dell'Oste. Dell'Oste? Ci Sì. porta a grandi cantanti. Ah sì? Eh beh sì, Ah, Dell'Oste. ecco, Sapevi? sapevo. Allora, con cosa iniziamo? Qual è il primo brano? Iniziamo con Joy to the World, che è un brano che si canta molto anche in America, diciamo. Allora, prima dei Pueri Cantores del Duomo di Udine, saluto ovviamente Monsignor Nobile, che non me ne avrà perché l'ho menzionato prima di parlare di questa bestia. Che cos'è Virna? Beh, i Krampus, Daniele, Sì. vengono da Pontebba, quindi Val Canale Canal del Ferro. Di solito parto sempre da un oggetto, questa volta in studio direttamente con questo personaggio. E tra l'altro vogliamo mostrarvi, perché abbiamo fatto delle puntate e siamo andati proprio, se non ricordo male, in un laboratorio di Pontebba dove si costruiscono appunto tutti gli accessori per queste figure mitiche. Tra l'altro a Pontebba non tanti giorni fa il paese è stato completamente invaso perché c'è stata la sfilata dei Krampus, ma poi abbiamo anche delle immagini che vogliamo mostrarvi e che testimoniano di un paese piacevolmente invaso, un casello autostradale messo a dura prova ed è bellissimo perché quando i caselli sono messi a dura prova per questi motivi evviva, non per incidenti stradali. Quindi parleremo di questa tradizione dei Krampus che tra l'altro Virna ci aveva anticipato nella puntata dei primi di dicembre, e adesso noi abbiamo i ragazzi che di solito indossano queste, come dobbiamo definirli? Che non vorrei essere... La maschera dei Krampus. La maschera, costumi, si può dire costumi dei Krampus, quindi vogliamo mostrarvi chi c'è sotto queste maschere e vegliano su Virna di Lenardo, invece al fianco di Virna di Lenardo, posto premium, perché quella signora lì a breve darà
alla luce un crampino, che non è un crampo dovuto a problemi di natura addominale, bensì un crampino perché, come vedete, c'è quella collana che rilassa la creatura, che è pronta a arrivare da queste parti. Però a questo punto auguriamo a questa quasi mamma e al papino che è lì dietro il brano che la Dell'Oste ci ha presentato pochi istanti fa. Bravi. E allora io da qualche settimana vi lancio degli appelli sulla mia pagina Facebook e vi invito a mandare le foto dei vostri presepi, dei vostri alberi di Natale, delle vostre luminarie in terrazza e in giardino. E grazie perché anche questa volta avete risposto alla grande. E così il nostro Francesco Snidero, che saluto, il nostro regista, ha confezionato le vostre immagini con una musica che io adoro. Prego dalla regia. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y E grazie ai nostri telespettatori. Allora, vedo che siete particolarmente reattivi e vedo già arrivare i primi messaggi. Ce n'è uno. Salus dal Tor di Zuin, Filippo e Famè, Buenis Fiestis. Quindi scriveteci anche da dove abitate. Ciao Daniele, ti faccio gli auguri di buon Natale, by Nunzio, e quindi il tablet è lì, quindi siamo pronti ad accogliervi tutti. Maestro, la seconda qual è? Irene le Divine Enfant. E che cos'è? È un altro canto natalizio, diciamo di origine francese. E poi andremo in pubblicità e ci sono gli amici che arrivano dalla zona di Dignano e c'è un altro folto gruppo che invece ci parlerà di un certo cammino di San Martino, ma di questo parliamo dopo il brano e dopo la pubblicità. Villa
molto bene. Guardate come... Maestro, chi è quella conduttrice che dice col cuore vi do il cuore? Te la ricordi? No. Pomeriggio, quando dice il cuore è vostro, l'hai mai sentito? No, maestro. Faccio altro La nel Tours pomeriggio. fa altro nel pomeriggio, bravissimo, bravissimo. Senti Dario, ne hai una e dopo andiamo in pubblicità? Ma sì, allora c'è un carabiniere che si reca in un negozio di articoli sportivi. Ma vorrei un paracadute. Commesso, si gira e glielo dà. Fa, senta, ma come funziona? Guardi, se tira la levetta a destra si apre il paracadute. Fa, e se non si apre, c'è la levetta a sinistra, il paracadute di scorta. Fa, e se non si apre nemmeno quella, ce lo porta indietro, tanto in garanzia. Maestro, questa l'hai capita? Questa sì. Salutiamo sempre con grande affetto l'Arma dei Carabinieri che il nostro Dario Colacca tratta così con i guanti bianchi. Ho detto un militare. Ho detto un militare. Ah, no, mi pareva aveva detto Carabinieri. No, però può darsi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi vi spieghiamo che cosa hanno combinato nella zona di Dignano. Bene, i nostri fuori cantores si stanno giustamente rilassando, li lasciamo che si rilassino dopo le due prime fatiche. Adesso io vorrei andare dal vice sindaco di Dignano Toller, perché noi abbiamo già anticipato un po' la loro iniziativa nel nostro telegiornale, però credo che sia abbastanza originale in tempo, vice sindaco, di problemi legati alle bollette. Che cosa avete combinato Dignano e frazioni? Abbiamo combinato un bel guaio, nel senso che così, adesso che c'è il problema appunto delle bollette, del caro bollette, il comune ha dovuto correre ai ripari e quindi ha dovuto spegnere le luci durante la notte di illuminazione pubblica. Quindi la notte senza una luce era veramente una cosa non molto bella, no? Perché vabbè, da una certa ora si va a dormire, ma abbiamo dovuto spegnere già dalle 11, insomma. Quindi è venuta un'idea così, su sollecitazione anche della mia amica Rita, qua, la mia paesana, dice dobbiamo fare qualcosa per Natale nel mio paese, a Carpacco. Ho detto, vediamo cosa fare. Abbiamo abbinato un po' la problematica con queste ghirlande che abbiamo così studiato come fare, no? Quindi ci siamo incontrati 2 o 3 volte perché il problema di sostituire anche le luminarie, quelle natalizie che si metteva ogni anno, perché appunto che queste sono collegate con l'illuminazione pubblica, poteva andare solo un qualcosa di alternativo a batteria. Quindi abbiamo pensato di fare queste ghirlande, un 3 tipi, cuore, la stella e un pino, e farle funzionare a batteria. Solo che il comune di Dignano non è grande, però diciamo le famiglie, per accontentare tutti, sono 1000 famiglie, non è un lavoro da poco, per cui abbiamo fatto delle prove per capire come si può fare queste ghirlande, quindi abbiamo studiato come fare le sagome e capito anche i tempi tecnici per realizzarle. E lì non è stato semplice, poi abbiamo trovato delle soluzioni provando dove si riusciva a star dentro in un mezz'oretta l'una, quindi calcolando in base a quello è venuto fuori anche il numero. Quindi eravamo partiti a farne 300, poi abbiamo detto ma cerchiamo di farne di più e fino a riuscire ad accontentare tutta la popolazione, tutte le famiglie. E lì, diciamo, non è che la cosa si fa da sola, o noi 3. Abbiamo pensato di coinvolgere subito gli alpini, perché gli alpini hanno delle sedi, e lì, diciamo, nei 3 paesi, quindi gli alpini di Dignano, Vidulis e Carpacco, a dire la verità Vidulis non hanno proprio una sede, ma c'è il polifunzionale, quindi è stata una cosa veramente bella vedere circa 40 persone che lavorano a turno. E vediamo proprio questa sorta di laboratorio. La signora che è alle tue spalle, Rita. Buonasera. A te è venuta l'idea?
Ma si parlava già da un po' di anni, diciamo che il paese è un po' buio, dare un po' di luce per Natale, insomma, un clima natalizio. Luigino un giorno mi chiama, mi fa dai pensaci su. Ci ho pensato su, però il problema era realizzarlo. Ci siamo incontrati, qui abbiamo il nostro inventore Guglielmo, che lui subito, all'inizio eravamo un po' partiti con difficoltà, ecco, ma lui è un grande inventore, ha inventato le dime, ha inventato la macchinetta per avvolgere le luci e ce l'abbiamo fatta. A vedere tutta questa gente, tutta la popolazione proprio, si sono tutti dati da fare, ecco. Ecco, andiamo un attimo, Guglielmo, solo se ti alzi 2 secondi in piedi, quella, ecco, è caduta la stella, ma adesso lei si risolleva, prova a accendermela Rita, la stella, vediamo. Allora, Guglielmo, sì? Quante ne avete fatte? Tante? Circa 1000. Tenga bene il microfono. Circa 1000. Circa 1000 e che strumentazione avete utilizzato? Allora, un strumento usato compensato di spessore 3 cm e chiodi di acciaio, perché il compensato di spessore con girare il filo il chiodo poteva inclinarsi sul legno. Allora ho usato paniforte tipo marino, poi ho calcolato, siccome siamo andati a acquistare i LED a batteria, i LED a batteria sul filo erano ogni 10 cm. Mettendo il filo sul cuore 10 cm non veniva per la quale come è presente. Allora ho pensato di prendere di 10 metri, siccome sono 100 LED, girare 5 volte 2 metri e intervallare in modo che i LED venivano ogni 2 centimetri. Poi il cuore, la stella, eccetera, e il pino è stato calcolato un sviluppo di 2 metri per arrivare a fare il perimetro con la copertura dei LED. Credo che sia più facile a farsi che a dirsi. Sì, a farsi che a dirsi. Poi ho pensato anche per avvolgere i cavi del LED di fare quella macchinetta col manovella. Che ho visto. Grazie Guglielmo. Prego. Signora dai capelli biondi e con questo colore verde speranza, si alzi 2 secondi. E lei che ruolo hanno avuto le signore? Le signore hanno aiutato gli alpini ad avvolgere tutte le lucette in giro, la stella, l'abete, il cuore. E adesso Dignano, le sue frazioni, il buon Esatto. Toller mi ha mandato le immagini poco prima della trasmissione, Snidro le ha mandate. Ogni abitazione ha la sua stella, il suo cuore è appeso fuori. Questo è comunque, verrà trattenuto e riutilizzato anche il prossimo anno. Certo, perché si possono cambiare le pile e quindi verranno utilizzati anche i prossimi anni, sì, non solo il prossimo anno ma successivamente, quindi è un'ottima cosa. Andiamo dal capogruppo degli alpini di Dignano. Dignano. Sì. Senti, questa comincia a essere, noi viviamo già di luce propria sapendo cosa succede fra 5 mesi, sì. No? Quindi siamo pronti. Siete pronti? Senti, e gli alpini ogni volta che vengono chiamati dicono sì? Per forza, guardano. Massimo a Udine. Lui ha già proiettato la dunata, sì. Ma io pensavo al cuore. Quanti siete? Quanti sono gli iscritti a Dignano? Siamo 107 alpini e 55 simpatizzanti. E lui chi è? Lui è un... Presentalo tu. Sì, è un consigliere del gruppo alpini di Dignano. Quindi fa parte del nostro gruppo. Del vostro gruppo. Allora, un caloroso saluto ai Pueri Cantori del Duomo di Udine, il mio cuore è sempre con voi. Sempre mi sento parte del vostro fantastico gruppo, complimenti per il vostro concerto in Duomo di 2 settimane fa, complimenti alla maestra dell'Oste e al presidente del sodalizio Savino Paiani. I Pueri Cantori sono la massima espressione della gioia e della bellezza del canto delle voci bianche. Gaudete ed exultate. Grazie Pueri Cantores del Duomo di Udine e felice Natale a tutti. Voi con affetto il vicepresidente nazionale Daniele Pironio. Buonasera al Sandro di Pignano, complimenti al coro dei Pueri Cantores per le sue esibizioni molto ben interpretate. Quindi quando spegnerete a Dignano? Dopo la Befana? Dopo la Befana, sì. Dimmi. Dopo spengono.
Com'è? Se spengono tutti i cosi e poi li mettono uno sopra l'altro, non è che li impilano e si accendono di nuovo. Toller, impilano. Impilano, no. Faccio Ovviamente, difficoltà anch'io dopo tanti anni. Quindi... No, volevo sottolineare che le ghirlande vengono date in comodato alla gente, no? Quindi, Sì. perché le riutilizzano ogni anno, quindi sì, è un regalo sì, ma diciamo è un comodato d'uso, in modo che ogni anno si spera e solleciteremo anche a tornare a prenderle, in modo che sicuramente... Io spero che le bollette calino. Speriamo sì. Perché sì, cioè, mi va bene di ghirlande a batterie, ma insomma... D'accordo, però... Magari il prossimo anno questo No, è voglio quello. dire, magari il prossimo anno si tornerà ad accendere, saranno sicuramente, perché fanno veramente una bella figura ma si vede. casa per casa. Si è vede. un Dov'è piacere. vorrei andare da quel signore lì. Chi è quel signore alle tue spalle, Toller? Alle mie spalle è un artista questo, è di Dignano, lui è uno scultore ed ha anche lui ha lavorato assieme a Persello, al capogruppo di Dignano, a fare le sagome, no? Che cos'è quell'opera? Questa è un'aquila che ho fatto io, è un'aquila che ho fatto io. Con che legno? È bancale, io adopero bancali. Coi bancali? Sì, adopero bancali. Poi un po' di vernice? Colpo di vernice, un po' di flex, un po' di... Quanto sei stato per realizzare? 2 settimane. 2 settimane. Dopo 4 prove. E l'uomo, penso che sia il più giovane della covata, chi è? Toller? È un giovane, è un grande uomo, perché è lui il presidente della Proloquio di Vidulis, ha 22 anni, uno dei più giovani, e io posso dire che l'ho provato quest'estate alla prima festa che ha fatto, è veramente bravo, l'organizzatore. L'ho provato, cioè sembra Non l'ho provato, come un motore da l'ho potuto competizione da tastare. rally, cioè aveva roba, tanto di che chiavai e quindi... È una macchina da guerra, ma si veramente. capisce, Sì, lo vedi sì, che proprio è sulle punte. Voi vieni qua un attimo, vieni, rilassati un attimo. Vieni da questa parte. Hai mai cantato in un coro dei Pueri Cantores? No. No, potrebbe essere. Vuoi provare? Ma non sono intonato. capace io a cantare. Ho capito. Senti, quindi tu sei il presidente? Della festa campestre di Vidulis. Perché festa campestre, Toller? La festa campestre ha quanti anni? 50 anni adesso? Sì, 50 anni. 50 anni, è Adesso nata andiamo per come la festa 51. campestre. Quindi hanno già fatto le nozze? Sì, d'oro, sì. Perfetto. Questa benedetta pandemia. Dimmi, caro, ne hai una? Ma certo. Sì. Allora, c'è un ricco signore che torna da una crociera. Sì. Ad accoglierlo c'è il suo maggiordomo. Allora gli chiese, tutto bene? Insomma, sa quella pala che ci teneva, che mi ha detto di non toccarla? La palla? Pala. Ah. Si è rotta. Come si è rotta? Scavando la fossa per seppellire il cane. Come il cane è morto? Gli fa, sì, è caduto dentro la piscina, ha caduto dentro la piscina. Gli fa, ma era un Terranova, sapeva nuotare benissimo. Gli fa, sì, lo so, ma senza acqua. Fa, perché senza acqua? Perché non hanno usato i pompieri per spegnere l'incendio in casa. Fa, perché c'è stato bruciato la casa? Fa, sì, ma com'è successo? È venuto il vento, ha fatto cadere una candela e ha bruciato tutta la casa. Fa, ma perché c'erano le candele in casa? Fa, una, ce n'erano 4, tutte intorno alla bara di sua madre. Fa, perché è morta anche la mamma? E gli fa, sì, perché è tornata a casa e ha trovato sua moglie a letto con l'amante e gli ha preso un colpo e è morta. Che bella situazione. Gli fa, ma qualcosa di positivo c'è? Fa, sì, qualcosa di positivo c'è. Si ricorda quegli esami che ha fatto per il Covid? Ecco, quelli sono positivi. Cioè, disastro. È felice lui. Felice. Bene. Ma dov'è la signora? Tu vuoi rimanere con me o... Uguale. No, vieni con me allora. Andiamo, vieni, camminiamo, vieni. Andiamo dalla signora, la donna di punta del Cammino di San Martino, perché dobbiamo andare in pubblicità. Signora, si alzi.
No, perché... Ma no, che imbarazzo, signor. No, può stare lì, così non la metto in imbarazzo. Porti il microfono vicino là e mi dica da dove arrivate. Allora, noi arriviamo dalla Carnia. Siamo rappresentanti di diversi paesi della Carnia qua. E, siamo qui per rendere noto che in Carnia, adesso in autunno, c'è stata un'iniziativa che è stata molto gradita, molto seguita, diciamo, da tante persone. Che è un cammino. Che porta il cammino dove? di San Martino. È nata questa idea nell'ambito di noi Carnia Gritters. Noi siamo un'associazione di accoglienza turistica volontaria, su base volontaria, che ci occupiamo appunto di accogliere il turista che viene in Carnia da noi, se vuole, e lo portiamo nei paesi o nei luoghi reconditi, nei luoghi meno noti, i luoghi del cuore di ognuno di noi. A questo scopo io presento alcuni... No, perché volevamo incuriosire... Vedi, già il cane... Che, io sto pensando alla barzelletta di quell'altro pazzo che... Adesso vedo il cane e dico, speriamo... Sta bene quel cane? Ci sta. Come si chiama? Non mi ricordo perché ce n'erano più di uno. No, c'è più di uno. Perfetto. So che avevamo la mascotte che si chiamava Prisca. Comunque. Prisca? Sì. Perfetto. Allora, in che cosa consiste? No, dobbiamo andare in pubblicità, mi donna di dica punta. lei. Cioè, No, ci fermiamo e Quando poi ripartiamo. Quando vuole. Sentite la D che è unica. Carnica. Cioè, la D, ragazzi. Ci tenevo a sottolineare questa D. Certo, è una peculiarità, ci mancherebbe altro. Esatto. Avevamo Sutrio 2 settimane fa. Noi abbiamo un rapporto... Abbiamo visto, vede, sì. Quindi evviva la Carnia. Andiamo in pubblicità. No, ma lei rimanga in piedi. No, io risiedo. Lei si rilassa. Perfetto. Permetto. Ci mancherebbe. A tra poco, torniamo. Allora, volevo mostrarvi, perché questi siete voi, quindi noi volentieri mostriamo le schermate. La famiglia di Rita la guarda con orgoglio. Mi scrivono, mandatela in onda, grazie di cuore. Eccola qua, quindi credo che sia una parente della Rita di Vignà, Carpacco, perché sto ben attento a non sbagliare fra capoluogo. Ma ci tenete però, Toller? No, non siamo campanellisti, no. Un po', un pochino. Allora, buon Natale a tutti, bellissima l'idea delle luminarie di Dignano, congratulazioni ai miei amici Puori Cantore, sempre bravissimi, un saluto da Ginger. Adesso voglio sapere chi è Ginger. Chi è Ginger? Ginger è un nostro compagno di coro che, non so, probabilmente sta male e non ha potuto venire. Ok, Ginger, cioè in arte Ginger. Ginger è il soprannome ovviamente, si chiama Christian. Ah, cognome? Filippo. Lo Filippo. Cioè, ma mi stai prendendo... No. Lo chiamiamo Ginger perché ha i capelli rossi. E gli ricorda il gingerino. Lui è contentissimo di sta roba? Sì. Perfetto. È un soprannome? Non gli piace? Ha detto mi è sembrato di dire che qualche volta non è che gli piace il suo nome. Non gli piace il suo nome, quindi Ginger. Ciao Ginger. Quanti anni ha Ginger? 13. Perfetto. Allora, io vorrei andare il cammino di San Martino, però non prima, perché non voglio dimenticarmi. Purtroppo mi sono scordato l'oggetto misterioso. Allora, vi chiedo, ditemi dov'è questo campanile. Chi lo indovina telefonando allo 0432 573517 si porta a casa l'abbonamento per un anno alla nostra nuova rivista online La Voz dai Furlans. Quindi vedete, è in movimento, è passato un volatile. Diteci dov'è, perché non ho l'oggetto misterioso, ma volevo catturare la vostra attenzione con questa immagine. Com'è? Chi? Il campanile. Oh, signore. Allora, se vi alzate, ragazzi, andiamo a commentare che cos'è il cammino di San Martino. Ma potete alzarvi in piedi tutti assieme. Veloci.
No, il microfono, per favore, se no vi faccio venire al centro dello studio. No, vi faccio venire come una punizione. No, non ma no, vorrei, perché se no vorrei dobbiamo mai. agevolare le riprese, maestra. No, ma- Ecco, quindi ragazzi alzatevi così arrivo da tutti voi. E quindi che cos'è il Cammino di San Martino? Allora, è un'idea nata in ambito, in seno a questa associazione di cui le parlavo prima. Sì. Che si chiama Carnia Gritters. Siccome noi accompagniamo volentieri le persone a conoscere la Carnia, i posti magari più reconditi, più nascosti, come dicevo prima, abbiamo pensato di fare questo cammino che ricalca in un certo modo una leggenda che si raccontava, che le nonne raccontavano ai bambini nel nostro paese, a Valle Rivalpo, che è nel canale di Incaroio, il canale di Paularo, la vallata di Paularo. Secondo questa leggenda, il santo sarebbe passato nei nostri paesi e notando che ci sono diverse chiese in Carnia intitolate a San Martino e casualmente sono tutte poste in località più o meno alla stessa distanza, abbiamo pensato di poter realizzare questo cammino autunnale. Quindi è partito quest'anno per la prima volta, perché l'iniziativa era partita ancora prima del Covid, però tutto si è bloccato per ovvi motivi. Siamo partiti quindi quest'anno il 29 di ottobre. Il cammino è diviso in 7 tappe. Ogni tappa veniva effettuata il sabato per dar modo alle persone di partecipare. C'è stata una buona partecipazione, abbiamo avuto un tempo stupendo tutte le volte, praticamente tutti i sabati, e appunto per far ruotare queste tappe attorno alla data dell'11 novembre, che notoriamente è la giornata in cui si celebra il santo. Quindi le chiese coinvolte sono quella di Rivalpo, del mio paese, di cui dicevo prima, poi c'è quella di Cercivento, c'è la chiesa paleocristiana di Ovaro, ci sono degli scavi molto interessanti nella zona, dopodiché c'è Socchieve, Forni di Sotto, Verzegnis e infine a Tolmezzo. Abbiamo pensato poi di, in collaborazione con le varie amministrazioni, con gli enti locali, con dei comitati per esempio, di fare un po' di accoglienza ai pellegrini, ai camminatori. E infine, diciamo, il valore aggiunto di questo cammino consisteva in un evento al termine della camminata e dopo il ristoro, diciamo, in un evento da tenersi normalmente nelle chiese coinvolte. Ecco, questo è stato ci ha ispirati in questo il nostro amico Marino Del Piccolo, che è uno dei responsabili dell'ospitale di San Giovanni di Gerusalemme a Maiano, di San Tommaso di Maiano. Lui ci ha incoraggiati in questa nostra iniziativa, ne avevamo parlato ancora tempo fa. E andiamo da lui a sentire quello che dice riguardo San Martino, le camminate e i cammini di San Martino. Del Piccolo. Grazie Fides. L'ospitale di San Tommaso è stato ricostruito grazie anche alla sua storia di accoglienza sulle vie antiche di cammino in Friuli, che è una storia che non si conosceva abbastanza. Ecco, sui cammini tutti conoscono il Cammino di Santiago, però ecco, il Cammino di Santiago ha circa 1000 anni, ma i cammini più antichi, ecco, sono verso Gerusalemme e verso San Martino di Tours. E queste vie passano tutte in Friuli, quindi le vie più antiche di cammino, non ci fermiamo mai a pensare questo, ecco, passano tutte in Friuli le vie più antiche, quindi non era una regione di confine, ma era una regione di incrocio proprio di queste vie straordinarie che hanno dato civiltà all'Europa, no? E il collegamento con l'Oriente e l'Occidente. E il Cammino di San Martino è proprio uno dei più antichi e il diario più antico di cammino in Europa. È il Cammino di Venanzio Fortunato, che passa a Carpacco, passa a Dignano, passa a Ragogna, risale il Tagliamento, passa proprio anche lì a San Tommaso, poi a Osoppo, e andava fino in Gallia alla tomba di San Martino. E adesso ecco, questo è uno dei cammini più importanti europei,
e passa, diciamo, sia risale il Tagliamento, la via di Venanzio Fortunato, ma la via invece seguita più probabilmente da Martino, scende dall'Ungheria, passa a Gorizia e passa assolutamente ad Aquileia e poi si collega attraverso il Veneto con la Gallia. Buonasera a tutti, vi auguro a tutti buone feste, un saluto da Gianluca, Stefania, Tobia, Mattia, vi vogliamo bene. E ancora ciao da Enrico, mi dispiace di non essere lì con voi, penso sia un vostro amichetto. Allora, io volevo andare un attimo dall'assessore di Forni di Sotto. Buonasera. Buonasera. Sì. Si sente? Sì, per fortuna sì. Meno male. Buonasera Fidatevi, a tutti. dovete fidarvi di noi. Buonasera a tutti, Sì. sono Martina Tonello, assessore alla cultura al Comune Ma di il Forlì nome di poteva Sotto. essere più adatto a una trasmissione del genere. Assolutamente. Senta, ma che valore ha per voi il Cammino di San Martino? La cosa bella di questo Cammino di San Martino, di questo progetto che si è realizzato, è il fatto che ha creato un'occasione di confronto e oltre che di incontro con noi amministratori di ben 8 comuni diversi e insomma, a prescindere, no, da quelle che sono le parti politiche, da quelli che possono essere anche le idee, per fortuna e giustamente, su molti aspetti a volte diverse, ma che ci ha dato l'opportunità di riconoscere una nostra identità comune legata al territorio, un territorio che è unico in Carnia e che ci accomuna tutti, per cui credo che sia un aspetto importante e che progetti del genere, insomma, non solo siano i benvenuti a Forni di Sotto, ma anche negli altri comuni della Carnia, proprio anche per questi motivi. Insomma. Allora, vorrei andare a chiedere a quei due signori, quella lì che divisa è? Magari uno dei due se me lo spiega. Non è una divisa, ma ad ogni modo ci accompagna alle nostre uscite che facciamo durante l'estate come Carnia Gritters. Certo non è questo il colore di Carnia Gritters, ma è quello di Fides. Quello verde? Ecco, della felpa di Fides. E ecco. Io volevo sottolineare quello che diceva e aggiungere quello che diceva l'assessore di Forni di Sotto, che oltre alle amministrazioni comunali sono state coinvolte anche le parrocchie, e dove appunto si ricorda o è intitolata la chiesa a San Martino, oppure c'erano delle storie che riguardavano appunto San Martino, e anche i parroci, quindi direi che è stata un'iniziativa quella che è stata poi ha dato vita anche in particolare la nostra Fides, molto importante perché ha unito le amministrazioni comunali e poi anche le realtà ecclesiali. E volevo dire ancora una cosa riguardo a Carnia Gritters. Ecco, siamo diversi componenti di Carnia Gritters, abbiamo anche la prima presidente dell'associazione Carnia Gritters e come diceva Fides cerchiamo di far conoscere i luoghi del cuore. Ciascuno di noi come Gritters ha dei luoghi del cuore. Io assieme a mia moglie che è qui presente accompagniamo le persone che desiderano conoscere certi luoghi particolari, per esempio nella Val d'Incaroio, nella Valle del But, in particolare i laghetti alpini di origine glaciale che lì ci sono spettacolari, il lago di Mon, il lago Vostanis, il lago Salderies. Tra l'altro è stato al centro di alcune polemiche su una pubblicità che è stata fatta dalla Regione, che secondo me invece ha cercato di valorizzare l'attività transfrontaliera tra Italia e Austria. Ecco. Grazie, abbiamo già sforato. Qua mi scrivono, gentilmente potresti rileggerlo perché mio figlio piccolo non ha sentito. Vi auguro a tutti buone feste, un saluto da Gianluca, non so quanti anni ha sto bambino ma lo salutiamo, Stefania, Tobia, Mattia, vi vogliamo bene. Quindi, buonasera dalla parte della parrocchia cristiana ortodossa dei Santi di Mina, Megalomartire Efrem, il neomartire, i taumaturgi di Sedigliano nella persona di padre Petru Filippescu. Auguro a tutti i telespettatori di Telefriuli e anche tutti i fedeli cristiano ortodossi del Friuli buone feste e buon anno nuovo, reverendissimo proto presbitero padre Petru Filippescu. Ma capirete perché c'è questo scambio di messaggi con questa comunità. Noi adesso andiamo in pubblicità e torniamo qui perché dobbiamo mandarvi un servizio realizzato in quel di Venezia, perché
c'è stata l'elezione, la nomina del primo vescovo ortodosso italiano. Ma andiamo in pubblicità. Bene, allora un saluto e buon Natale all'ingegner Marino Del Piccolo, dall'amico Onorino Pividori, che se non mi sbaglio è il presidente della Proloco di Gemona. Buon Natale a tutto lo scrigno da Sandro di Pignano. Sei il numero 1, grazie mille per i saluti, e ci mancherebbe altro, quindi quando un bambino non capisce, io ripeto, ci mancherebbe altro. Quindi poi vediamo se ne abbiamo altri, ma li leggiamo più in là, perché vorrei andare. Mi hanno scritto che la punta del campanile che abbiamo mostrato, dovete telefonare, non scrivere, è Malborghetto, ma non è Malborghetto. Se la nostra regia, quando può, ci mostra la parte terminale di questa torre campanaria. Vedi, grazie Francesco, eccolo qui, provate a dirci dove siamo. Quindi non è Malborghetto. E allora possiamo andare con il terzo brano, che è Nadal. Scrivono: bravissimi, continuate così. E vi dicevo prima di questa elezione del primo vescovo italiano ortodosso, e quindi io ho seguito la cerimonia a Venezia, abbiamo intervistato il neo vescovo e anche colui che è un po' stato il gancio, che è quello che ci ha scritto prima in diretta. Vediamo com'è andata. Siamo a Venezia, siamo con il primo vescovo ortodosso italiano e alla mia destra c'è Sua Eccellenza Alcide Fasiolo, che è originario di Magnano in Riviera, e oggi l'abbiamo visto nella cerimonia molto emozionato. Eccellenza, lei ha pensato ai suoi genitori che non ci sono più, ma ha ancora le sue zie e i suoi cugini, i suoi nipoti. Certo. Il mio nome adesso, da quando sono diventato sacerdote quasi 30 anni fa, è Atenagoras, in memoria della grande patriarca dell'unità. E certo, ho ricordato i miei genitori, perché i genitori sono coloro che ci danno la vita, mi hanno insegnato tutto, mi hanno allevato, mi hanno dato i valori, e non avendoli più, ma sentendoli sempre vicino, credo che ricordare le zie che
hanno fatto le loro veci e fanno le loro veci in questo periodo sia la cosa più emozionante. Ecco, il suo percorso inizia a Magnano in Riviera, lì ci sono le sue origini e in Friuli la ricordano per il suo spirito solidale, il passaggio piuttosto lungo e intenso in Croce Rossa. Certo, è un bel pensiero, un bel momento. Io ho fatto la mia infanzia, diciamo, fino alle scuole elementari a Magnano in Riviera, dopo sono andato un po' in giro per il mondo per la mia formazione e la Croce Rossa è stato un momento molto importante della vita, come tanti altri momenti dove ho potuto, spero, aver portato qualche cosa di buono, il Signore lo saprà. Senta, la Chiesa ortodossa che peso ha in Italia? La Chiesa ortodossa ormai nel nostro insieme è la seconda confessione dopo la religione, dopo la Chiesa romano-cattolica, per cui ha un peso importante. Forse non ha ancora un peso, tra virgolette, politico, ma certo come numeri e come crescita è una Chiesa molto presente. Senta, il metropolita prima ha detto abbiamo dimostrato che noi non facciamo distinzioni, facendo proprio riferimento a che lei è il primo vescovo ortodosso d'Italia. Non ci sono distinzioni, non noi, ma è Cristo che non ha fatto nessuna distinzione, non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, per cui se siamo suoi, alla sua sequela, siamo la sua immagine, dobbiamo essere come Cristo. Senta Eccellenza, adesso il suo percorso come continua? Nelle mani di Dio, quello che Dio vorrà, io sono a sua disposizione. E ai Furlan se podino di? Stai sempre du unis, che alle tandie. Siamo all'esterno della chiesa dei Greci dove c'è stato un vero e proprio evento, la proclamazione del primo vescovo ortodosso italiano. Sono con un amico che di fatto ci ha dato a Telefriuli la notizia di prima mano subito dopo la nomina di questo religioso che ha fatto veramente tutta la gavetta, vero padre? Sì, sì. Allora, dobbiamo dire che è una grande grazia per noi che viviamo in Friuli, avere un vescovo che è friulano. Credo che è importante perché anche il Friuli ha dato tanti santi alla Chiesa ortodossa come San Clomazio d'Aquilea e tanti altri santi. San Clomazio che era amico di San Giovanni Crisostomo, quindi credo che oggi è molto bene che è successo così e sono molto contento. Siamo tan contenti mai. Sì, tan contenti. Di che nazionalità sei? Io sono mezzo ucraino, mezzo rumeno. Ecco, abbiamo sentito un termine che in italiano significa degno. Prova a dirmi? Sì, axios. Che vuol dire axios? Alle degni. L'ha tornato a dire in Marilenghe, alle degne appunto di che nomine che Fasiolo ha avuto e di fatto lui in questo momento è vescovo ausiliare del metropolita Pollicarpos e la sua carica è quella di diaconia, come ha detto il metropolita. La diaconia vuol dire servire tutti gli altri. Bene, congratulazioni a Sua Eccellenza Fasiolo, che non si chiama così ma non voglio addentrarmi in certe pronunce che rischio di far peggio, quindi salutiamo Alcide Fasiolo e gli dedichiamo Gli angeli delle campagne, Mior de Cusset. La
Bravi ragazzi. Dario? Allora, voi lo sapevate che una volta sull'albero di Natale non c'era una puntale, ma c'era un angelo? Perché c'è una leggenda. Allora, Babbo Natale stava facendo i preparativi per Natale. Va a vedere nella stalla, le renne erano tutte con le gambe su. Babbo Natale, girate. Ah. Allora va in cucina a prendere una pastiglia di Voltaren e Avevano problemi di circolazione. Sì. Anche loro. Va a vedere gli gnomi sciopero. Babbo Natale era su tutte le furie. Va in cucina per calmarsi, bere un bicchiere di vino, il vino era finito. Bussano alla porta, a lui era troppo arrabbiato per sentire. Bussano più forte, allora lui tutto arrabbiato. Chi è? C'era un piccolo angelo. Gli fa, ciao Babbo Natale, ho qui l'albero di Natale, dove lo devo mettere? E la leggenda parla che da quel giorno c'è un piccolo angelo sulla punta dell'albero di Natale. Ah, era un po' traumatico, ho capito. Toller, come si direbbe in consiglio comunale, immediatamente esecutiva, direi. Sì. La punta, sì. Perfetto, mi dispiace per l'angelo. Era troppo. No, vabbè, insomma, auguriamo una pronta guarigione. Vero Toller? Sì. Guarda, ti dona quella stella. Vero? Proprio ti illumina. Quasi Mi fa piacere. È un po' una santità, no? Guarda, sembra tutto circondato da queste stelle. Adesso noi andiamo in pubblicità perché loro adesso sono pronti. Me lo sento proprio nelle arterie. Dopo la Virna ci fa una breve introduzione e vogliamo conoscerli più da vicino. I signori Krampus, a tra poco. Eccoci qua. Allora, Virna, spieghiamo chi sono quelle... Li guardi e dici, ma non possono incarnare... Eppure, chi sono quei 6 alle tue spalle? Beh, abbiamo una rappresentanza del gruppo Krampus di Pontebba. Un paio di puntate fa, credo, agli inizi di dicembre, come dicevi tu prima, sono stata a Pontebba a trovarli, si stavano preparando per una grandissima manifestazione che appunto si è svolta a Pontebba l'8 di dicembre e in quell'occasione in particolare mi hanno raccontato un po' della loro storia, del loro gruppo, del costume, della maschera. Sono stati super interessanti e dal momento che avevano molte cose da dirmi, non ci stavamo nei soliti 3 minuti, abbiamo pensato di venire direttamente in studio in modo tale da poter raccontare qualcosa di più. Qua infatti si vedono le immagini di quella giornata in cui ci siamo trovati, eravamo al Calvario di Pontebba, però magari Michele ci può dire poi qualcosa di più. Quindi ecco Daniele, questo è fondamentalmente. Tra l'altro poi l'8 di dicembre che hanno avuto la manifestazione sono stati letteralmente invasi dal pubblico, anche al di sopra delle aspettative, mi dicevano, e adesso si stanno preparando per un'altra sfilata che sarà il 6 di gennaio, se non sbaglio, ma non a Pontebba. Ma per questo Gabriele alle mie spalle, che è il capo Krampus, tra l'altro ci racconterà qualcosa di più. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la richiesta di essere qua a spiegare un attimino di più cos'è il Krampus e la tradizione. Niente, dopo la pandemia ci siamo rimessi in gioco con la paura anche che qualcuno non partecipasse più alla tradizione, invece siamo rimasti esterrefatti perché credo che abbiamo superato le 6.000 persone a Pontebba. Tutto questo è grazie a tutto il gruppo che ci segue, le idee, il creare tutto quanto, perché c'è una macchina enorme dietro. Sembra facile, ma non è così facile, perché poi abbiamo ospiti, più di 500 Krampus, circa 27 gruppi tra la Slovenia e l'Austria che ci seguono. Noi andiamo ovviamente dove possiamo alle loro manifestazioni e loro ci tengono a venire l'8 a Pontebba, che è la nostra sfilata. Dopodiché abbiamo la sfilata del 6 gennaio a Cividale, nel centro storico, e l'accensione del Pignarul a Gruppignano. Questa è fuori tradizione perché siamo praticamente in Italia, invece Pontebba, come sappiamo benissimo, c'è Pontebba e Pontafel, essendo una tradizione austro-ungarica la nostra.
e lo facciamo perché il ricavato viene devoluto all'associazione Onlus, l'associazione Luca, per i bambini malati di leucemia. Dunque questo ci fa uscire un attimino dal nostro territorio e contribuire in qualcosa di sociale. No? Ecco, che regola c'è? Voi potete muovervi? Ci sono più regole da rispettare. Ovviamente ogni gruppo, ogni associazione ha le sue regole che sforano leggermente dallo statuto. Per esempio non possiamo sfilare in zone non austro-ungariche, dunque noi da Pontebba in giù non potremo sfilare. C'è questa piccola variante, come vi ho spiegato, e la motivazione credo che giustifichi assolutamente il fatto che usciamo dalla tradizione. Non sfiliamo con altri gruppi, noi siamo un gruppo e sfiliamo da soli, l'altro gruppo ovviamente sono tutti separati. Posso andare un attimo da Kovacs? Assolutamente sì. Senti, che cosa significa indossare quelle maschere? Significa riscoprire un contatto con quello che abbiamo perso. Se andiamo nel passato troviamo già nelle rappresentazioni rupestri, nelle grotte, immagini che rappresentano, diciamo, delle figure simili Krampus. E nel tempo è evoluta sta cosa qua. Il Krampus è una tradizione, diciamo, pre-cristiana. I Celti hanno portato queste culture, la cultura della maschera. Infatti si pensa all'area coinvolta è l'area prevalentemente celtica. È una tradizione indoeuropea che si rifà ai riti sciamanici del tempo. Quindi la follia che si porta con la maschera è talvolta un ritornare verso quello che la natura ci trasmette. Noi nei nostri modelli, la società ha rallentato tante cose, diciamo ci ha un po' messi in riga. Quella maschera lì rappresenta l'essere qualcosa di diverso, l'essere qualcosa in cui si ritrova delle sensazioni smarrite, l'odore delle pelli, il fuoco, le campane, i rumori, il buio, i fumi, le ombre. Quanti di noi hanno paura di andare nel bosco da soli oramai, soprattutto col buio? Lì si prova quell'emozione là. E anche quando la gente a Pontebba o in tutti i posti della Val Canale, dell'Austria, della Slovenia in cui queste manifestazioni si svolgono, la gente che partecipa, nonostante arrivi magari scettica, sono maschere, sono rappresentazioni, un po' di rispetto lo trova e si ritrova, diciamo, in quel percorso un po' mistico, un po' smarrito. Senti, i bimbi i bimbi del coro Pueri Cantores del Duomo di Udine sono molto rilassati, ma credo che se ci fossero stati quella sera a Pontebba, tu c'eri? Tua sorella? Mi ha mandato i video, avrebbero un altro atteggiamento. Ma perché menate? Perché picchiate? Non è menare. Spiegami bene allora che cos'è. Diciamo, innanzitutto per i bimbi e tutto, avete accennato prima la cosa, è un messaggio anche educativo, il rispetto, quindi non è solo menare. La leggera del menare è un po' diversa, è il fatto che si va a portare, diciamo, la punizione a colui che non si è comportato bene ed inoltre con gli wishkis, quindi i bastoncini utilizzati, solamente betulla e nocciolo, che sono anche sacri e mistici nella cultura antica, si va, diciamo, a esorcizzare, a benedire, a dare un messaggio di fortuna con quel gesto. E che benedizioni, aiutano. La circolazione diciamo, no, le ho prese anch'io, per l'amor di Dio. Senti, mi presenti il Sestetto delle Meraviglie, compreso ovviamente te? Io sono Michele, diciamo, utilizzo la voce in quell'evento là che poi la finisco subito il giorno successivo, però diciamo creiamo un po' di atmosfera ulteriore. Poi abbiamo Giacomo. Buonasera a tutti. Giacomo, e tu che maschera indossi di solito? La mia maschera è quella lì con le corna alte e la lingua lunga. È proprio rilassante. Sì, soprattutto per il collo, col peso eccessivo ogni tanto. E il papino invece? Papino Michele. Buonasera, sono Michele. Anch'io mi vesto, uso l'altra maschera sopra, quella bianca. Sono parecchi anni che mi vesto ormai. Perché ci si veste? Per non stare nudi. No? No, è una tradizione. Cioè, io ho iniziato da giovane, avevo 16 anni, cioè proprio avevo voglia, dopo averne preso un sacco, come diceva mia mamma non ero tanto buono, e ogni volta il 5 dicembre che facciamo la sfilata a Pontebba per i bambini,
venivano i campus per le case a picchiare i bambini cattivi e io le prendevo. Poi c'era San Nicolò che mi dava il dolcetto sperando che diventassi buono. Allora ho voluto portare questo anche ai bambini di adesso. Tra l'altro io attendo, ti ho lasciato il mio numero, il messaggio con la creatura e quindi diremo che è nato il Crampino. Esatto. Quindi il nome non lo diciamo, ma tu pensi sulla culla di mettere una di quelle proprio per dare il buongiorno, ben arrivato al Crampino? Adesso no, dai. No, perché sennò la creatura... Prossimo anno... Prossimo anno, sì, quindi mamma prepariamoci che qua non si perde tempo. Andiamo dal penultimo, che invece lui indossa... Buonasera, Sì. io stasera non c'è la mia maschera, io comunque ovviamente sono anch'io partecipante del gruppo e anche io ho iniziato per passione all'età di 18 anni, alla maggiore età, e quindi adesso sono 6 anni che partecipo e ogni anno c'è sempre più voglia di migliorare, io gestendo anche le pagine Facebook e Instagram ho anche i feedback delle persone che vengono a vederci, tanta gente che chiede informazioni, tanta gente non solo friulana è venuta su. Mi ha commentato uno che c'era gente, è rimasto malissimo perché c'era gente da varie città del Veneto, è venuta su una famiglia da Benevento per vedere questa manifestazione. Quest'anno, devo essere sincero, ribadisco, è venuta fenomenale. Io sono Enrico e non sfilo perché non indosso una maschera, ma rappresento l'associazione che si occupa di organizzare questo evento, ovvero il Circolo Culturale Sirio. Infatti sono il segretario. Ovviamente questa manifestazione non è solo questa organizzazione che dà una mano, ma sono tutte le organizzazioni del paese che insieme creano questo magnifico evento. Scusami, vorrei andare dal capo Krampus, veramente 20 secondi, poi andiamo in pubblicità. Così. Eccomi. Donne che fanno Ci parte... sono. Ci sono? Che magari invece di usare anche un vestito da demone maschio, mettiamola così, usa magari il vestito da demone donna, ma non c'è una regola. Può benissimo indossare un vestito come questo, tu la incontri nella sfilata e sotto c'è in realtà una donna, una ragazza. Complimenti a queste persone che mantengono le tradizioni, non solo i bimbi hanno paura ma anche gli adulti, io in primis. Grazie ancora. Michela ci scrive in questo momento. Scusami, ma se io volessi... Diventare un Krampus? Sì. È fattibile? È fattibile, ma io non sono di Pontebba. Non c'entra, perché noi abbiamo trovato che ci sono persone non di Pontebba, io per esempio non sono di Pontebba, e io ho fatto i salti mortali per riuscire a entrare, semplicemente dare una mano all'associazione. Non avrei il primo anno sicuramente mai preteso di poter sfilare. Probabilmente i ragazzi più vecchi di me della cosa hanno visto in me la passione vera e mi hanno dato questa possibilità. Dunque, perché chiudere le porte a una persona che vuole portare avanti questa tradizione? Ovviamente sottostando le regole di Pontebba e del gruppo Krampus. Perfetto. Questo sì. Chissà che vi chiederò... Di dove sei tu, originario? Io di Comedians. Comedians. Carnico. Dove c'è il campanile? C'è un bel campanile a Comedians. A Collina. Sì. A Collina. Grazie che mi hai in su. Famoso, aspetta, perché verdura? A Collina Cavolo Cappuccio. Grazie. Là volevo arrivare. E su questo vado in pubblicità perché ci siamo capiti. Chi è che mi alzava la mano prima? Tu? Allora, se tu hai pazienza andiamo in pubblicità e riparto da te perché poi devo andare dagli amici del cammino di San Martino. Non hai il microfono per quello, stai lì. Pubblicità. Eccoci qua. Allora, ultima parte, abbiamo 8 minuti. Fides. Allora, ti chiedevo, dovremmo andare a dire ancora qualcosina sugli eventi natalizi che coinvolgono la vostra realtà. Sì. Veramente avremmo voluto un attimo fare un accenno anche agli eventi che sono stati organizzati nell'ambito del cammino, che sono stati molto interessanti perché sono stati tenuti da personalità di rilievo tipo Don Alessio Geretti, Alessio Persic, Luigino Peressini che è un bravissimo artista, disegnatore eccetera. Però come Carnia Gritter volevamo proporvi oltre che
farvi interessare e aderire ai futuri cammini che ci saranno in autunno e forse anche se riusciamo a rendere questo cammino stabile, volevo invitarvi a una lanternata che come Gritter verrà organizzato da 2 nostre amiche alla fine di dicembre, il 30 dicembre esattamente, che si terrà a Piano Arta, una lanternata con probabilmente anche l'arrivo dei 3 Re Magi che canteranno delle canzoni tipiche Quindi di Natale 30. E il 30 di dicembre Piano d'Arta. a Piano Arta, e poi ci saranno queste amiche appunto che racconteranno delle leggende, delle storie relative al borgo di Piano Arta. Ecco, solo questo come invito. Perfetto. Grazie a tutti dell'attenzione e speriamo di vedervi in Carnia numerosi per Noi i futuri vi cammini. stiamo dando una mano. Grazie. Quindi, e qui dove andiamo? Dobbiamo forse ringraziare, grazie. Sì, allora volevo chiudere dicendo fare 2 cose importanti per noi, ringraziare l'associazione Sirio che ci supporta in questa manifestazione, ringraziare tutto il pubblico che, se devo dire la verità, sono loro lo spettacolo, senza di loro non sarebbe nulla, no? E salutarvi con una promessa di migliorare i servizi, perché Pontebba non è una città grande, è una cittadina, di conseguenza anche di movimentare tutto, personale, sicurezza e tutto, cerchiamo sempre di migliorarci. Questo volevo dire. Siamo tolleranti. Ma una domanda, come sta Daniele con la maschera? La maschera. Proviamo, Gabriele. Mettila, Aiutiamolo. Gabriele, questo è un No, grande no, momento. Daniele, no Gabriele, Daniele. Quindi devo indossare la bestia. Già. E quindi io posso lanciare il brano. Aspetta, permesso. Bene. Stammi Angeli e vicino demoni. perché non vorrei avere problemi di equilibrio. Maestra, cosa abbiamo dopo? Gli occhiali. La stella nel cielo, lanciata dal mettimi pure. Allora. Questo devo dire in 23 anni non mi era mai capitato, quindi maestra dell'oste, cosa abbiamo? Perché ho una limitazione nell'ascolto, quindi con questa bella maschera, la stella nel cielo, i bambini pueri cantores del Duomo di Udine. La stella nel cielo che guida i pastori ci porta l'annuncio che nato è Gesù. A voi che venite, a voi che cantate, lui
Molto bene. Tova, scusami, il protocollo prevede che io possa togliermela? No, non si può fino a fine puntata ormai. Non puoi fino a fine puntata. Che bella emozione. La visibilità non è ottima però. Ah, quindi io guardavo attraverso le narici. Non si finisce mai di imparare. Puoi riprovare se vuoi. Magari più tardi. Allora, grazie per questa esperienza, grazie di cuore. Allora, vediamo quanto manca. Manca 1 minuto e 22 e quindi? Allora, c'è un'aquila sì. fiera che vede un topolino nella vallata. Allora, fa 2 o 3 giri sopra, poi decide, si butta in picchiata. Quando sta per prenderlo fa, cavolo, l'ho già letto. Aspetta, ma mancavi tu? Vieni. Come niente? No, ma dimmi così al volo. Adesso vengo da sta parte, dai che siamo... Così la chiudiamo in belle... No, quando aveva chiesto cosa coltivava una collina, volevo dire il cavolo cappuccio. Che tu mangi abitualmente? Con le cicciole. Con le cicciole? Si mangia. Buonissimo, eh? Quante volte alla settimana? Spesso? No, lo mangio quando vado su a collina. Chi è Collina? Nonni? No, in un ristorante. Staipo da Canobio. Dimmi cara? Caro. Caro? Staipo da Canobio. No, perfetto. L'ha detto in una maniera che ho già digerito praticamente. Staip Canobio. Quindi io neanche averli... Grazie della segnalazione. Niente. Ce n'è ancora una piccolina se vuoi. Ce n'è ancora una piccola se Sì, vuoi. e poi deve salutare Toller, andiamo... Allora c'è un orso su un albero che sta facendo colazione. Passa il contadino e fa, cosa stai facendo sul mio albero? Fa, sto mangiando le ciliegie. Fa, ma se quello è un albero di mele? Fa, le ho portate da casa, va bene? Non l'hai capito? Ah no, pensiamo in due. No, neanch'io, no, ma tranquillo. Toller, chi ringraziamo? Io approfitto per ringraziare e fare gli auguri di buon Natale a tutti i cittadini di Dignano e voglio ringraziare anche chi non ho ringraziato prima, no? I 4 paesi che ci hanno dato una mano anche loro, tutti quelli che hanno lavorato. Stasera manca purtroppo Olivier, che è il capogruppo di Carpacco, che l'ho sentito prima, stava poco bene, quindi Lo salutiamo. Lo salutiamo. E quindi ringrazio per avere appunto evidenziato il lavoro fatto dal nostro comune. Vediamo Gli auguri sono, fra l'altro, anche da parte innanzitutto dell'amministrazione comunale e anche del sindaco, perché mi ha pregato e lui personalmente sta portando anche lui le ghirlande dove può, casa per casa. Salutiamo anche il sindaco di Dignano. Una telefonata e poi chiudiamo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Da Trecesimo. Perfetto, è felice di chiamarci. Come? È felice di chiamarci, dico. Certo. Allora me lo trasmetta. E quindi lei chiama per il quiz? Per il quiz del Capanile. Che Dio l'ascolti e speriamo che la indovini. Vediamo. Collina di Fornia Voltri. Credo, no, perché la regia del buon Snidero mi dice no, e quindi le do un aiuto, vuole? Sì. Non avevo dubbi. Dove si mangia il prosciutto di solito? San Daniele. Sì, è buonissimo, però... Sauris. Bravissimo, ma sotto o sopra? Sopra. Sauris sopra. No, lei voleva dire che ogni tanto è sopra, ogni tanto è sotto. Quindi è Sauris sopra. No. No. Se non è sopra è... Di sotto. Chi è che suggerisce? Che ride? Chi c'è? Hai fatto lo stesso pensiero. Mi ricorda una telefonata gloriosa di Bonolis. Ma chi c'è con lei lì? Mia moglie. Come si chiama? Giuseppina. Giuseppina, perfetto. Sì. Ha già pensato a cosa regalare per Natale a sua moglie?
La salute. La salute. Beh, guardi, di sti tempi, guardi, a questo punto la VOS dai Furlans, abbonamento per un anno, glielo regaliamo volentieri a Giuseppina, tanto lo legge anche lei. Quindi lasci il numero in regia, le facciamo questo regalo di Natale. Va bene? Va bene, grazie. Lasci il numero però, mi saluti Giuseppina. Guardate che bella, questa è Sauris di sotto e l'immagine l'ha selezionata il nostro Snidero. Io restituisco la bestia, ringrazio gli amici che la nostra Virna di Leonardo ci ha portato. Noi ci vediamo la prossima settimana, 27 di dicembre, con un'altra super puntata. Vi invito a concentrarvi su chi suonerà, perché avremo un gruppo, ma ne arriva uno da Aviano che credo sia unico al mondo, perché suona contemporaneamente un po' di strumenti. Fatevi un applauso, buon Natale, arrivederci. Grazie a Francesco Snidero, Paolo Bassi e a Chiara Miscoria. Come dice la signora del pomeriggio, con il cuore è vostro, com'è? Chi è D'Urso, la D'Urso, con il cuore E con la maschera. e con la maschera. Ciao. Arrivederci, maestra dell'Oste. Buon Natale, arrivederci.